Eccoci, quando vuole. L'argomento di oggi è stato quello del rapporto tra la finanza e la sostenibilità. Si può partire dal fatto di come sarebbe necessario intervenire economicamente se non venisse rispettato, ad esempio, la sostenibilità in campo climatico. Noi dobbiamo stare sotto il 1,5 gradi di aumento entro il 2050. Siamo in una situazione che è molto vicina purtroppo già oggi, mancano molti anni, e quindi c'è il rischio concreto che quell'obiettivo non lo raggiungiamo. Questo significherebbe che entriamo in un territorio sconosciuto in cui tutte le variabili, per esempio della temperatura, delle precipitazioni, delle calamità, sarebbero fuori controllo, e quindi vuol dire necessità di mobilitare molte risorse finanziarie per coprire i danni sia materiali sia purtroppo umani. E quindi capiamo che se viceversa assumiamo invece la sostenibilità come faro, con tutte le incombenze che questo comporta, potremo impegnare quelle risorse non per riparare i danni o ricostruire le città o i territori, ma per evitare che ci siano queste catastrofi, queste realtà. E quindi, come vediamo, non c'è paragone tra le due cose. Bisogna per questo far di tutto perché la finanza aiuti la sostenibilità prima che si oltrepassi il confine di cui abbiamo parlato. Siamo molto fieri di aver fatto, come prevedeva anche l'impianto nazionale, una territorializzazione del nostro Festival dello Sviluppo Sostenibile. E abbiamo puntato proprio a fare degli eventi come quello odierno che abbiamo fatto sulla finanza. Ne abbiamo fatto altri, per esempio abbiamo fatto una bellissima iniziativa coinvolgendo associazioni nel territorio sul tema dell'auto elettrica, che come sappiamo è un tema molto complesso e si iscrive nello stesso tema di oggi, cioè nel ridurre le emissioni che riscaldano l'ambiente. Abbiamo parlato di settore idrico, che è un tema, come sappiamo, molto forte. Abbiamo parlato di mobilità sostenibile, quindi abbiamo fatto degli eventi che ci hanno dato la possibilità di affrontare un po' tutti i temi della sostenibilità e da questo punto di vista crediamo di aver dato un contributo importante anche all'agenda poi delle istituzioni locali, delle realtà associative del nostro territorio, perché se riusciamo in qualche modo a far diventare la sostenibilità in tutte le sue componenti un tema delle istituzioni, delle associazioni, dei territori, crediamo che delle soluzioni importanti si possano trovare.